Pensiero del giorno, martedì 11 marzo. Vedere gli altri con uno sguardo d'amore. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Luca, capitolo 6, versetto 32. Comportandoci da veri figli del Padre Celeste, cioè imitando il suo amore, soprattutto nelle caratteristiche che abbiamo evidenziato, la gratuità e l'universalità. Cercheremo allora di amare per primi, di un amore generoso, solidale, aperto verso tutti, specialmente verso quei vuoti che possiamo trovare attorno a noi. Cercheremo di amare con un amore distaccato dai risultati. Ci sforzeremo di farci strumenti della liberalità di Dio, rendendo partecipi anche gli altri dei doni di natura e di grazia che abbiamo ricevuto da Lui, lasciandoci guidare da questa parola di Gesù. Vedremo con occhi nuovi e con cuore nuovo ogni prossimo che ci passerà accanto, ogni occasione che ci verrà offerta dalla vita quotidiana. E dunque noi ci troveremo ad operare, famiglia, scuola, ambiente di lavoro, ospedale, eccetera. Ci sentiremo spinti ad essere dispensatori di questo amore, che è proprio di Dio e che Gesù ha portato sulla terra, l'unico capace di trasformare il mondo. Chiara Lubick, estratti al commento alla parola di vita del febbraio 1992. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6,41. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubick, solo lo difundimos lo más fiel posible.